Ditta individuale nel settore dell'edilizia a Vicenza assumeva personale per poi licenziarlo al solo fine di far loro usufruire del sussidio di disoccupazione o della maternità ai danni dell'INPS. A far emergere la truffa la Guardia di Finanza di Vicenza in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro e l'INPS stesso. 41 i soggetti denunciati, la maggior parte per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Tra i denunciati anche i 2 amministratori della provincia di Vicenza e un consulente del lavoro della provincia di Salerno. I tre dominus di questo schema fraudolento, quindi l'amministratore di diritto, l'amministratore di fatto e il consulente del lavoro, fossero tra l'altro legati con diversi dipendenti da legami o di convivenza o di parentela o di conoscenza. Dal vicentino, padovano, trevigiano e dal salernitano, 43 dipendenti assunti con la qualifica di addetto alla contabilità generale, impiegato d'archivio, a fronte di una totale assenza di documentazione contabile per gli anni successivi al 2013. 130 i soggetti di cui i finanzieri hanno passato al setaccio le posizioni, ruoli e funzioni inesistenti come la stessa ditta, pur avendo una sede di un palazzo al centro. Gli accertamenti hanno permesso di evidenziare appunto una totale sproporzione tra il numero dei lavoratori e il ruolo, l'inquadramento dei lavoratori rispetto all'operatività dell'azienda, della ditta praticamente assente. Chiesto dai finanzieri il sequestro di beni per un importo complessivo di oltre 277.000 euro, di questi 125.000 sono stati cautelati con il sequestro di un immobile di proprietà del consulente salernitano.